Omicidio Nardelli, condannati a 24 e 21 anni, cugini moldavi accusati di aver picchiato a morte il 32enne nel vano di un ascensore a Mestre, quasi del tutto accolte le richieste della Procura di Venezia. L'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni ha patteggiato una condanna a 4 anni al Tribunale di Venezia. Si è concluso il processo che lo vedeva imputato per tangenti e peculato. Tragedia sulla Romea e lutto a Spinea per la morte di 2 coniugi in un incidente motociclistico. Mario Mazzucato e Morena Boscolo lasciano un vuoto incolmabile. I periti stanno svolgendo analisi più approfondite sui reperti relativi al caso Una Bomber. È questa l'unica novità del processo bis, parla il procuratore capo di Trieste. Venezia sotto assedio di una nuova ondata di borseggiatori, la denuncia dei cittadini non distratti, diverse le aggressioni subite dagli attivisti anti-borseggio che hanno sventato più di uno scippo. Nuova allerta meteo in Veneto, la fase più critica tra mezzanotte e mezzogiorno di domani, attesi fino a 130 mm di pioggia, i terreni sono già saturi, osservata speciale la fascia pedemontana. Dal 29 maggio al 2 giugno a Venezia torna all'Arsenale e il Salone Nautico giunto alla quinta edizione, 300 imbarcazioni di lusso in esposizione, cantieri e progetti per il futuro all'insegna dell'ecosostenibilità. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Noi iniziamo con il telegiornale e con la cronaca in primo piano, l'omicidio di Lorenzo Nardelli, è arrivata nel pomeriggio la sentenza di condanna per i 2 cugini moldavi. 24 anni di reclusione per Radu Rusu, 21 per il cugino Marin. È la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per l'omicidio di Lorenzo Nardelli, che ha accolto le richieste del pubblico ministero Buccini. Il massacro a pugni del 32enne, avvenuto lo scorso 9 agosto nel vano dell'ascensore del condominio Bandiera di Mestre, è stato omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Rigettata la tesi dell'eccesso di legittima difesa avanzata dagli avvocati difensori dei 2 imputati. Non me l'aspettavo e francamente non sono soddisfatto, perché per il Marin noi abbiamo puntato alla soluzione, ritenevamo che non ci fossero elementi per poter arrivare a una condanna. E per quanto riguarda invece il Radu, noi puntavamo all'esclusione dell'aggravante della crudeltà. Secondo noi non c'è stato un atteggiamento che è andato oltre i fatti materiali della causa. Un omicidio nato da una crudele concatenazione di eventi. Nardelli che ha sbagliato casa trovando la porta aperta, i cugini che stavano bevendo grappa e l'hanno scambiato per un ladro, con la conseguente reazione che è sfociata nel massacro del ragazzo. Mari qualche speranza l'aveva, ovviamente, lui ha sempre proclamato la propria innocenza, ha sempre detto di essere entrato in quel maledetto ascensore che poi si è bloccato e quindi non ha avuto neanche più la possibilità di scendere, per aiutare e per separare, per dividere il proprio parente dal Nardelli, quindi non è entrato per partecipare a queste percosse. Non sarebbe stato giusto chiedere l'ergastolo, ha commentato il PM, che per Radu aveva chiesto 26 anni, perché i 2 imputati non avevano precedenti, ma di certo, ha concluso, hanno agito con crudeltà omicida. La Corte ha riconosciuto anche il diritto al risarcimento per i genitori di Nardelli, fissando una provvisionale di 150.000 euro a testa di risarcimento danni. Con tutta probabilità gli imputati ricorreranno in appello. Tanto leggiamo le motivazioni, che abbiamo 90 giorni, però sicuramente faremo appello, sì, quantomeno per il Mari. E al Tribunale di Venezia si è concluso il processo all'ex sindaco di Santa Maria di Sala. È andata bene, è andata come avevamo deciso che ormai che andasse anche con il pubblico ministero. Fragomeni ha chiuso con la giustizia penale col cosiddetto patteggiamento, applicazione di pena su richiesta alla pena di 4 anni. A Venezia si è concluso senza sorprese il processo all'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni. L'ex primo cittadino, all'epoca dell'arresto coordinatore provinciale di Coraggio Italia, era accusato di tangenti in vista della costruzione di una RSA, dell'uso di buoni spesa Covid riservato a famiglie in difficoltà e di una compravendita di mascherine sanitarie durante la pandemia. La condanna a 4 anni non consente la sospensione condizionale della pena, ma rientra comunque nel limite temporale entro il quale il pubblico ministero sospende l'ordine di carcerazione per permettere, attraverso un'istanza al Tribunale di sorveglianza, la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità lungo un periodo corrispondente alla pena. Il patteggiamento è una transazione, una specie di contratto con lo Stato, con la procura, avallato dal giudice,
che non significa una ammissione di colpa, non è una sentenza di accertamento del fatto, di condanna. Fragomeni avrebbe avuto molti argomenti per difendersi, ma a volte le persone, per ragioni personali di salute umane, decidono di chiudere. Come sta Fragomeni? Cosa le ha detto? Fragomeni è un uomo molto provato nel corpo e nella mente, e chiaramente adesso è più sollevato perché la chiusura di una vicenda così pesante, insomma. Voi comprendete anche che le pene, ormai non si scherza più, 4 anni, non vorrei ricordare i brutti tempi del Mose, ma insomma importanti responsabili della vicenda Mose chiusero a 2 anni e 8, pene così, quindi ci sono anche, forse anche ragionamenti di sproporzione, ma dura l'ex, sed l'ex. Scattata in Veneto una nuova allerta rossa. Tradotta in maniera molto semplice, sarà allerta rossa ancora nelle prossime 24 ore, nel senso che già in serata avremo precipitazioni. Potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto ovviamente tanta acqua nelle giornate passate, quindi il terreno oggi non è in grado di ricevere e assorbire quell'acqua che altrimenti assorbirebbe. Sarà dunque lo stato di saturazione del suolo stavolta a fare la differenza nell'evoluzione di questa nuova allerta meteo, con l'ultimo bollettino del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile che segna rosso nel bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone e in quello Basso Brenta Bacchiglione. Il resto del Veneto è prevalentemente arancione, piove sul bagnato e non è un modo di dire. La parte principale dell'ondata ce la dobbiamo aspettare tra la mezzanotte e mezzogiorno di domani, con precipitazioni estese, fenomeni temporaleschi e precipitazioni che come livelli massimi possono anche superare i 130 mm. La zona più colpita è quella della Pedemontana. Questa è la fotografia scattata dall'assessore Bottaccin, che ha già istituito l'unità di crisi con le previsioni che sono in verità allarmanti per l'intera settimana. Domani sarà forse la giornata più brutta, le precipitazioni saranno abbastanza estese, persistenti e il pomeriggio anche a carattere di temporalesco, quindi estremamente instabile visto le temperature che sono cresciute. Poi dovremmo avere un miglioramento già in serata, mercoledì mattina ancora una pausa e poi di nuovo il pomeriggio ancora precipitazioni. Le carte parlano chiaro, dice il generale Iannicelli, che fa un primo bilancio di stagione. Una brutta primavera dal punto di vista meteorologico. Certo che con i cambiamenti climatici ora si è tutto accentuato, quindi peggioramenti intensi, precipitazioni abbiamo visto, temperature che passano da nettamente superiore alla media, come abbiamo avuto qualche settimana fa, a nettamente sotto la media. Questa è l'instabilità, questo è il nuovo tipo di tempo con cui dovremo fare i conti nei prossimi anni. Resta sull'emergenza di queste ore Bottaccin da evitare scantinati e zone interrate, non solo. Durante i fenomeni intensi, qualora non sia necessario, è bene non spostarsi da casa, ma soprattutto io dico sempre, quando i fiumi sono in piena, stare distanti dagli argini e distanti dai ponti. Tragedia sulla Romea e lutto a Spinea per la morte di 2 coniugi. Mi commuovo perché sono state persone buone, generose, altruiste. Mario Mazzucato e Morena Boscolo sono morti sul colpo mentre tornavano a casa in sella alla loro Suzuki sabato sera lungo la statale Romea in direzione nord all'altezza di Codevigo. Entrambi in pensione erano inseparabili. La loro morte ha lasciato un vuoto incolmabile. Amici, familiari, colleghi ricordano con affetto la loro dedizione al volontariato, alla politica e allo sport. La coppia era molto attiva nel quartiere di Fornase, ma il loro impegno si estendeva anche a Mestre e Marghera, dove avevano lavorato e iniziato il loro impegno politico. Erano persone di affidamento, cioè serie, responsabili, sincere. Erano impegnati al fine altrui senza chiedere niente in cambio. L'incidente è avvenuto quando la loro moto si è schiantata frontalmente contro un minivan Ford a bordo del quale viaggiava una famigliola tedesca in vacanza. I due si erano conosciuti da giovani grazie alla loro comune passione per il calcio che li portava a divertirsi insieme nelle squadre amatoriali della Coop. Mario, che aveva 68 anni, aveva lavorato per moltissimi anni nel supermercato di Carpenedo, dove era il macellaio di fiducia e un punto di riferimento per tanti colleghi come rappresentante sindacale della CGIL.
Mario era impegnato anche con la festa paesana che si tiene ogni anno a Fornase, in cucina andava a dare una mano come cuoco. Lui si sentiva ricco dal momento in cui aiutava gli altri. Mario e Morena lasciano una figlia, Martina, e una nipotina. La data del loro funerale è ancora da stabilire. Grave incidente nella tarda serata di ieri a Portogruaro, nel quale 7 persone sono rimaste ferite, 3 in maniera grave, coinvolte 3 auto finite tutte fuori strada. A bordo un 60enne del posto e dei ragazzi di Concordia Sagittaria e Colle Umberto nel Trevigiano, che tornavano a casa dopo una giornata al mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre 3 dei 7 feriti che erano rimasti incastrati nelle auto. Stabilizzati dai sanitari del 118, i 7 sono stati portati negli ospedali di Portogruaro e San Donà. Sulla dinamica dell'incidente, forse causato da un sorpasso azzardato, indagano i carabinieri. E Venezia è sotto assedio di una nuova ondata di borseggiatori presenti a decine nei luoghi di maggior passaggio, diverse le aggressioni subite dagli attivisti anti-borseggio che hanno sventato più di uno scippo. Sono tornati in massa soprattutto le donne. Abbiamo intercettato ieri la regina delle borseggiatrici Adriana e vuol dire che proprio c'è un ritorno di loro sia alla stazione che in tutto il centro storico. I borseggiatori non sono mai andati via da Venezia, ma negli ultimi giorni sono ancora di più. Monica Poli dei Cittadini Non Distratti lancia l'allarme dopo aver girato la città in lungo e in largo assieme ad un comitato analogo di cittadini spagnoli attivo a Barcellona. Assieme hanno sventato diversi scippi e spesso sono stati aggrediti dai borseggiatori. Dagli soldi indietro e vattene via. Dai. Ok? Yeah. Ok? No, Venezia está muy peor. Per borseggiatori, Venezia è messa peggio di Barcellona e Barcellona ha più di 1,5 milioni di abitanti e decine di milioni di turisti l'anno. Parola di Eliana Guerrero della pattuglia cittadina di Barcellona, un comitato di residenti simile al veneziano Cittadini Non Distratti. Sono unas bandas criminali che si muoven por toda Europa. Sono una banda criminale che si muove per tutta Europa, dice Eliana, a testimonianza del loro essere un'associazione criminale ampiamente ramificata nel continente. Per questo anche coi cittadini non distratti di Venezia c'è uno scambio continuo di informazioni. Gli stessi gruppi possono essere avvistati in tour, ora a Milano, a Venezia, ora a Barcellona o Madrid. Dai, cosa fai? Dai! Sono più aggressivi e non vogliono avere campo libero. Non gliene frega niente, sanno che sono impuniti ed questo è vergognoso. I periti stanno svolgendo analisi più approfondite sui reperti relativi al caso Una Bomber. È questa l'unica novità nel processo bis. Il procuratore capo di Trieste fa il punto sulle indagini. Guardi, il DNA è stato già trovato parecchi anni fa e fu anche confrontato con quello che allora era il principale indagato. Adesso è in corso l'acquisizione da parte dei periti di un tentativo di estrazione di DNA dei reperti utilizzabili. Su questa attività dei periti c'è un riservo strettissimo, stanno lavorando con grande attenzione e grande cura e proprio il collega Frezza, che è coassegnatario come del fascicolo, è andato all'ultima udienza che mi sembra era in aprile e i periti hanno chiesto e ottenuto un differimento ad un'udienza di ottobre. Il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo fa chiarezza in merito alle indagini sul caso Una Bomber dopo la diffusione di indiscrezioni sull'estrazione del DNA dall'analisi di vecchi reperti. I periti del GIP Gianpietro Lago ed Elena Pilli, quest'ultima con competenze specifiche proprio nell'estrazione del DNA mitocondriale, hanno chiesto una proroga per portare a termine il loro lavoro, insieme a De Nicolo, del fascicolo e coassegnatario Federico Frezza. Siamo sostanzialmente al punto di prima. Il passaggio è che c'è un incendio probatorio che il GIP sta conducendo e quindi esaminano il DNA, poi stanno in laboratorio e guardano cosa salta fuori. Se salta fuori un DNA confrontabile, bene, altrimenti no, ma non c'è nessuna novità. Non riusciamo a capire perché è uscito sulla stampa una non novità, non c'è nulla di nuovo.
Quanto ai forti dubbi già sollevati da una parte della difesa degli 11 iscritti sul registro degli indagati sullo stato di conservazione e sulla possibilità di manipolazione nel corso degli anni del contenuto dei fascicoli d'inchiesta, questa è la risposta dei magistrati. Io i reperti posso dire che erano stati tenuti nel nostro deposito, erano comunque tutti quanti chiusi, nessun oggetto che viene adesso esaminato dai periti è stato aperto e guardato da nessuno. L'involucro esterno che li conteneva può essere stato esaminato, non l'interno. Per intenderci, un cappello contenuto in una piccola custodietta trasparente è rimasto all'interno della custodietta trasparente e non è stata neanche manipolata la custodietta trasparente. Cosa che è stato manipolato è una busta esterna al cui interno c'era questa custodietta trasparente. Ecco, sotto questo profilo, sull'integrità dei reperti noi siamo tranquilli, pur non avendoli conservati con particolari modalità distinte dalla conservazione dell'intero fascicolo processuale. Ci sono delle tecniche nuove di amplificazione, la PCR, eccetera, cioè cose che non c'era una volta. Quindi oggi si trova, come dire, del DNA che prima non si trovava, c'era ma non veniva. Però se poi naturalmente, come può rovinarsi una bottiglia di vino, veramente parlo da profano, può darsi che si degradi naturalmente dopo tanti anni, ma questo sarà una cosa che i periti diranno, ma se si degrada probabilmente non riescono neanche a estrarlo. Cambiamo argomento. Venezia si prepara a ospitare all'Arsenale la 5ª edizione del Salone Nautico. Oltre 300 imbarcazioni e 270 aziende saranno protagoniste della 5ª edizione del Salone Nautico, in programma dal 29 maggio al 2 giugno all'Arsenale, un evento che ha sempre più l'ambizione di portare il lusso in città. Il tema dei mega yacht è un tema importante, dobbiamo porre questa questione all'autorità portuale, dobbiamo porre la questione all'aeroporto, a tutti diciamo, gli attori dei trasporti, anche le ferrovie, per capire che cosa deve essere questa città. Se noi pensiamo di agevolare diciamo, milioni di persone a venire o se invece pensiamo di alzare il livello della visita a Venezia. Io sono ovviamente per la seconda ipotesi. I mega yacht su questo sono un'ottima diciamo, soluzione per questa città, più che altro per tutto il lavoro che possono dare soprattutto d'inverno. Nel panorama italiano ci sono diversi saloni, è bene che si connotino in modo tale che il cliente, il buyer, il distributore, l'importatore che sia di nautica estero sappia che quando va a Venezia trova un certo tipo di offerta, ed è chiaro che per vocazione l'offerta è sempre molto associata al lusso. 240 le imbarcazioni esposte in acqua, distribuite in oltre 1100 metri lineari di pontili, ma poi il salone si snoderà in 30.000 metri quadri tra spazi espositivi esterni e le tese cinquecentesche, 30 nuovi cantieri, 15 premier mondiali e molte novità. Avete la possibilità di scoprire tante nuove imbarcazioni con nuove propulsioni, perché il tema della sostenibilità è un fil rouge di tutto il salone nautico. Potrete fare delle prode in acqua con queste imbarcazioni, ma anche vivere l'esperienza della nautica a tutto tondo. Si possono fare anche prode in acqua di Roga alla Veneta, di Vela al Terzo. Un evento in collaborazione con la Marina Militare Italiana che offre un'opportunità di visibilità al mondo e all'industria nautica italiana e internazionale. In un sito come quello dell'Arsenale, che ha un forte richiamo anche evocativo, visto che da sempre rappresenta quella che è la potenza e la ricchezza di Venezia, la fortuna di Venezia e la sua propensione all'innovazione tecnologica e allo sviluppo. E per questa edizione invece è tutto, grazie per essere stati con noi, una buona serata, arrivederci.